Governatore Fedriga, quali sono gli elementi più rilevanti inseriti nella stabilità 2020? È una legge di stabilità che ha voluto valorizzare la famiglia, 44 milioni di euro messi a disposizione per garantire l'asilo nido gratuito dal secondo figlio in poi, un contributo già dal primo figlio per le famiglie fino a 30.000 euro di ISEE, il trasporto pubblico urbano ed extraurbano scontato del 50% e un contributo per i centri estivi, così che i papà e le mamme che lavorano non debbono sobbarcarsi anche quel costo durante i mesi estivi. Non solo, abbiamo voluto puntare sulle imprese e sulle attività produttive di questa regione con il credito d'imposta, più di 4 milioni di euro messo in quel capitolo. Sul turismo con i finanziamenti a Promoturismo e per esempio quella magnifica iniziativa che sono i favolosi ONU 17, dove siamo l'unica regione a livello mondiale che punterà sugli obiettivi dell'ONU per il 2030, i 17 obiettivi dell'ONU per il 2030. Penso all'Art Bonus per quanto riguarda la cultura, 3 milioni di euro che favoriscono una partnership pubblico e privato per reperire le risorse per le iniziative di valenza sul territorio regionale che non solo favoriscono la cultura ma anche il turismo. Penso ai 300.000 euro messi a disposizione per le start-up creative, anche questa è una misura innovativa che favorisce tutte quelle start-up che guardano un mondo in costante evoluzione e che noi vogliamo valorizzare in Friuli e Venezia Giulia. Penso anche ai contributi che diamo per la sostituzione degli infissi e quindi garantire il risparmio energetico che si abbina con più di 20 milioni di euro che mettiamo a disposizione per il cambio di parco macchine di tutte le pubbliche amministrazioni, che vuol dire una mobilità più sostenibile a livello ambientale, che si abbinano i più di 4 milioni di euro che diamo per chi vuole rottamare la propria auto e convertirsi a un'auto maggiormente ecologica, quindi particolarmente attenti all'ambiente e un contrasto forte all'inquinamento. Per quanto riguarda la sanità abbiamo raddoppiato gli investimenti. Questo permetterà ai cittadini del Friuli Venezia Giulia di avere a disposizione macchinari innovativi che possono fare maggiore prevenzione e soprattutto riuscire a completare quelle opere degli ospedali di Pordenone, Udine e Trieste che garantiscono strutture all'avanguardia con tecnologia degli ultimi generazioni.